è una rumena single, ha 26 anni e si chiama? Anna Maria. Anna Maria. Anna Maria, 26 anni come vedete, si presenta bene e vuole parlare, vuole dire qualcosa appunto in TV. Cosa vuoi dire Anna Maria? Boh, non lo so che vuoi. Allora, parliamo intanto di te, tu sei single. Ah, come? Tu sei single. Sì. Quanto tempo è che sei single? Ma un anno e mezzo sono qua in Italia. Che sei in Italia. E quanto tempo è che sei sola? Mo, tutto un anno e mezzo e ora mi sono fidanzata di 2 settimane così. 2 settimane. Quindi il ragazzo l'hai trovato? Oh, sì, l'ho trovato però non sto Non è più una con cosa- lei, no. Perché mi ha Ti sei lasciata fatto... praticamente. Cioè hai provato magari a frequentare qualcuno e ti sei Ma lasciata? io volevo, perché oggi è venuto dopo me, ma si è trovato un'altra, però io ho detto che lavoro la sera, no, tutti i giorni sono a posto fisso, non posso uscire la sera. Lui mi ha detto, "Oh, perché non esci?" Insomma, Ma sono io ho spuntati i detto, problemi praticamente perché tu non puoi uscire Sì. spesso. Lui si è arrabbiato e vi siete lasciati. certo, Quindi sei di nuovo single. cioè, è meglio da Perfetto. stare da sola così. Certo, vabbè, ma alle volte puoi anche, non so, puoi anche capitare un uomo che ti capisca, No, ti segua. mai. Perché non tutti Basta. gli uomini Se sono voglio- gli stessi. Ma certo che non sono tutti così. Ci sono anche uomini che capiscono le donne, specialmente anche le ragazze rumene. Parliamo un po' di te. Tu hai 26 anni, Sì. giusto? Lavori, che lavoro fai? Oh, Badante? lavoro, sì, da un anziano. Da un anziano. Ha un anno e mezzo che sei qui. Sì, sì. L'italiano lo parli, non dico perfettamente, ma comunque Certo ti che arrangi, parlo. ti fai capire, giusto? Vai cercando tu praticamente una persona seria che ti capisca, Ah, soprattutto certo. il lavoro che fai. Ma quale ho trovato tutti sono Tutti così, sbagliati. però basta, non mi frega niente di nessuno maschio. Voglio stare Sì, da però sola. io ti ripeto, non tutti gli uomini Se sono trovo uguali. così, ma no, mio marito che avevo io un bambino, che ce l'ho un bambino con Sei lui. separata tu? Certo che sono separata. Lei vuole dire qualcosa? Venga. Venga. Chi è quella? Un'amica mia. Un'amica. E se vuole parlare, si accomodi. No, non niente. vuole. Allora, continuiamo. Abbiamo detto, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo dopo che finisce di lavorare? La musica ti piace? No, qua sì, solo canzoni rumene, qua sto. Mhm. Ma a questo bar. E dopo me ne vado a casa verso le 9, così ne vado a casa. E te ne vai a casa, quindi passi il tempo così. Certo, qua sola. Quindi noi chiariamo, ripetiamo, ricapitoliamo. Anna, giusto? Sì. Anna ha avuto delle brutte esperienze. Automaticamente si è messa con degli uomini che non l'hanno capita, l'hanno trattata male e lei ha sofferto. Ora, onde evitare di soffrire più, lei va cercando un uomo serio, un uomo che la capisca e un uomo soprattutto che le accetti il lavoro che fa, perché lei è rumena e qui da Ma noi... certo, questi italiani che vuole solo rumeni che sta con loro, vuole solo per Sì, ma non tutti gli andare uomini a sono letto. gli stessi. Solo, Nella ma massa no, ci sono... ci sono assai che solo rumeni li vuole solo per andare a letto. Ma a me basta. Cioè, no. ma guarda, tutto il mondo è paese, da tutte le parti è così. No, ma io non Però sono ti posso così. assicurare, Ma certo. che nella massa c'è sempre quel tipo di uomo che si mette in disparte, che Ma è diverso io non dagli sono altri. così, io sono un'altra donna. Tu sei no. una ragazza seria. Quindi ripetiamo, Anna è qui, è una ragazza seria, va cercando l'anima gemella, però attenzione, la vera anima gemella, va cercando un uomo serio che la voglia bene. Come dovrebbe essere questo uomo? Cioè che tipo, partiamo dall'età, non lo so, che età dovrebbe avere? Sì. Sì, ora facciamo un giro panoramico per il bar. Allora, stavamo dicendo, cioè che tipo di uomo preferisci? Partiamo dall'età, tu hai 26, quindi Ma che no. età dovrebbe avere questo uomo? Ma non lo so. Boh. Quando Potrebbe mi... partire dai 30 per arrivare, non lo so, a un 40 anni, va bene? Boh, 40 anni, ma che mio padre? No. Fino a Basta. dai 25 Mio fino a... padre ce l'ha 52, ma no. Sei un non padre so. giovanissimo c'hai. Certo, ma è morto per ora di un Ok. anno. Pace Morto. all'anima sua allora. Vabbè, stavamo dicendo, allora partiamo da 25 anni fino ad arrivare a 35, va bene? Boh, vedi. Sì. Dai 25 fino ad arrivare a 35. Che genere di uomo dobbiamo cercare? Come deve essere? Romantico? Come deve essere? Boh. Serio innanzitutto, giusto? Oh. Serio. Che Fino- lavori? Fino ad ora non ho trovato nessun uomo Vabbè, serio. può essere che sei fortunata nella mia trasmissione lo trovi, attenzione. Certo, Allora, fino ad ora. noi abbiamo detto, Anna è qui, sta cercando un uomo che parta dai 25 per arrivare ai 35 anni e lo vuole serio, lavoratore, dico bene, rispettoso e che la sera la porti giustamente a divertirsi, uscire, non lo so, qualche cenetta, dico bene Anna, Sì. qualche cenetta, un giro in macchina, non è che deve pensare sempre e continuamente alla solita cosa, non esiste.
deve essere un uomo, dico bene Anna, sto parlando bene, Sì, certo. deve essere un uomo serio che la voglia bene, che l'accetti soprattutto e che la faccia Ma sentire no. bene e Sì. la faccia sentire Certo, io donna, quando giusto? sono fidanzata voglio stare solo con un uomo, non con uno e dopo sto con altro. Certo. E Va ora bene. mi ho trovato un ragazzo rumeno, Sì. però lui non capisce che io lavoro la sera, non posso uscire. Ti ho detto, ieri sera E fai il geloso. è venuto, certo, è geloso troppo. Giustamente. Io ho detto, ieri sera ha detto, Anna non puoi uscire alle 10, non posso, ma vai. Certo, No, oggi è venuto e ha buttato una bottiglia di birra giù a terra, ma io ho detto, Addirittura. perché è sono troppo cose che non si geloso. fanno. Ma Io ho che detto, sta io gelosia? uomini così gelosi non mi Certo, piace ma mai. hai fatto bene, Se hai mi fatto trovo bene. uno, mi trovo uno Quindi, che sto solo con lui. Ricordate, Con non uno e deve dopo essere. mi trovo con altro, non mi piace. Esatto. Ma ora sto da sola, è meglio da stare da sola. Se mi Giusto. voglio uno, me ne vado con uno, Esatto. ma neanche non Giusto, voglio. No. giusto. Perché Quindi non voglio che mi faccia il mio non conto. deve essere un uomo geloso, avete capito? Ce l'ho dei bambini, Non deve essere non geloso. mi interessa, sì, certo. Lei è pronta ad Perché accettare solo- anche un uomo sto separato solo che abbia. con lui, a lui amo, non a un altro. Non mi interessa niente di un altro. Esatto. Solo Per cui, amici telespettatori, che state guardando Ana, 26 anni, rumena, trasferitasi in Italia, residente in Italia, che sta cercando l'anima gemella, ascoltate bene. Se siete uomini che corrispondono alle caratteristiche che ho detto poco fa, e allora non potete fare altro che contattare Ana al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E vi raccomando, solo ed esclusivamente se siete uomini che corrispondono alla sua descrizione. Dico bene? certo che dici bene, certo. Cosa Ma possiamo se- dire a quegli uomini che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo di chiamarti oppure no? Cosa possiamo dire? Un messaggio magari? E in questo momento sei in televisione e loro ti stanno guardando. Di qualcosa a loro. Ma non lo so che devo dire, non lo so. Ma non lo so. Quello che ti senti. Ma Vai, non vai. lo so C'è che il devo microfono. dire. Vai, Ma rivolgiti a loro. non lo so, ma dimmi che devo dire. Non lo so. Telefonate. E che devo dire? Che ti telefonano. Però uomini seri. Sì, ma non sento niente che dice loro. Non sento niente però che dice loro. Che devo dire? Sì. Che devi dire? Devi dire io sono qui. Se siete uomini seri, rispettosi e soprattutto gentiluomini, telefonate. Va bene, sono una ragazza di 26 anni, sono rumena, però mi trovo qui a Bar Tucano, A Trapani. a Trapani. Così. Mi chiamo Anna Maria. Sì. Però voglio un ragazzo serio, Quindi telefonate. quindi telefonati. Mi raccomando.
ci vuole dire qualcosa. Prego Anna. Buonasera, mi chiamo Anna Maria, mi trovo qui a Bartucano, a Trapani. E volevo dire, ho dimenticato, però volevo dire che boh, se mi trovo un ragazzo, se vuole, no, come? Mi voglio fare fidanzata, però con uno. Basta, finisci di parlare. Però mi voglio fare fidanzata con uno ragazzo, non lo so se è rumeno, se è italiano, però voglio serio, non Onesto. giusto per me. La porti a uscire, la Certo. porti la sera in giro, non so, discoteca Perché ti piace? io mi piace qualche A volta, ballare, perché io mi sono cenetta, andata alla qualche 18 anni a discoteca una volta e basta. Ora anche qua mi sono andata una volta. Attenzione, colpo di scena, sta venendo un altro cuore solitario che ora Un'amica mia si chiama che ora Lili. intervisteremo. E se mi vuole fare fidanzata, mi vuole fare fidanzata con un ragazzo serio. Ho avuto un ragazzo però era troppo geloso, ma io non voglio così. Gelosia niente, non deve esistere. Gelosia non devi, perché è solo per lui. Lo amo solo a lui, non a un altro. Basta. Certo. Va bene, arrivederci. Ciao, arrivederci, buonanotte. Voglio bene a tutti. Buongiorno a tutti quanti. Un bacione a tutti. Oh yeah!